Old Italian Food, oggi fa tappa a Napoli. Emanuele Vaccarini incontrerà per noi 4 amici che lo porteranno a scoprire delle antiche trattorie della città, dove la tradizione e la cultura sono di casa. Old Italian Food, un viaggio alla riscoperta della cucina delle nonne. Greci, romani, francesi, spagnoli. La cucina napoletana è stata influenzata da tante culture, un patrimonio gastronomico che bisogna assolutamente scoprire. Appena arrivato a Napoli e la prima cosa che mi viene in mente è andare a scoprire cosa amano i napoletani sulle loro tavole. Andiamolo a vedere. A Gennaro mi hanno mandato da te perché mi hanno detto che sei napoletano proprio 100%. Sei giovane, Antonio. Una curiosità, io sono arrivato adesso da Roma. Qual è il tuo piatto preferito della tradizione napoletana? Qual è il piatto preferito vostro della tradizione napoletana? Un ragù. Un ragù. Buono il ragù. Genovese e ragù. È un ragù. Buono, buono. Però è bello mangiare. Ragù, parmigiana di Melenzano. Buono. Lo dico in napoletano? Sì, Pasta e fasulli che frutta di mare. buona. La pasta e panna La pasta e pane alla provola. E poi Genovese. a genovese. Tu le conosci, grande bro. La canna puzzaio. Buona. La cutaletta di fiarella, la cutaletta di parola. La dice Vai, fiarella. vai, fammi sognare, dai. Tortellini con la panna, tortellini. Come i tortellini che sono napoletani, i tortellini con la panna. Una bella lasagna napoletana. Buona. Buona. Spagetta, bongole. Sacisce e fiarilla, frate. A morte sua. Mi soffia, no, la morte mia, frate, perché dopo quello vado a dormire, fratello. La pizza. Qual è il piatto preferito vostro napoletano però? Una fetta di pastiera a fine pasto, come dolce. Giustamente. Le bucatine che È romano quello. Grande. Old Italian Food.